Siamo con Daniela Delle Sasse della Fratelli De Marca SNC di Sedico Belluno, un'impresa della metalmeccanica ovviamente organizzata dalla Confargenata del Veneto a partecipare a questa manifestazione di Pordenone. Non è la prima volta che partecipate, però la prima volta che venite coinvolti in un'iniziativa collegiale, insomma, sotto il cappello della Confargenata. Intanto, che impressione le dà venire insieme ad altri colleghi qui in fiera? Diciamo che è stato molto motivante perché fa crescere la motivazione e anche la valorizzazione verso fuori, perché si vedono, ci si paragona anche un po', però si conoscono anche altre realtà e ci sono anche degli scambi molto interessanti di servizi che si possono offrire ma anche usufruire. Voi siete una piccola impresa artigiana ovviamente, però lavorate sia nel campo della subfornitura, conto terzi, della componentistica, ma anche direttamente col mercato finale, mi diceva anche all'estero. All'estero serviamo delle ditte che si occupano di biotecnologia o della costruzione delle valvole molto particolari e quelli sono clienti finali esteri. E trovate più difficile lavorare all'estero in questo momento o in Italia? Sinceramente la difficoltà c'è con l'estero perché sono molto precisi e esigenti, però allo stesso tempo è molto motivante perché sono altrettanto anche cioè ci permettono una programmazione del lavoro e sono anche puntuali nei pagamenti, cose che insomma in questi giorni anche è molto importante. Ed essere piccoli vi mette in difficoltà rispetto a concorrenti stranieri più grandi o invece è un valore aggiunto? Allora, quando i clienti esteri in particolare ci chiedono delle garanzie perché siamo pochi, dicono come fate se poi manca un collega, e allora lì subentra la forza di gruppo perché tutti per uno, uno per tutti, oltre alle capacità professionali c'è anche proprio la passione e la passione ti porta a fare oltre e questo non si può offrire con i soldi ma proprio con la passione e questo da noi c'è e per questo è molto motivante.